Pronti per il secondo quarto di finale? Noi ci siamo sempre da Pordenone, Palla Gourmet Pordenone, e anche i nostri giudici sono pronti per mangiare altri 4 panini. Questa sera sono ancora pesantini, perché sono al Format di Frant. Partiamo dalla nostra Annalisa Sandri. Buonasera a tutti, bentrovati. E sì, questa volta abbiamo un altro prodotto d'eccellenza del Friuli Venezia Giulia, il Format di Frant, che probabilmente tanti sanno che cos'è, ma tanti non sanno, no? Che è ottenuto dagli scarti degli altri formaggi latteria. Poi viene aggiunta la panna, viene aggiunto del sale, eccetera. Si ottiene un formaggio bello bello saporito, anche un po' piccantello, poi magari Federico Mariutti ci dirà meglio, e che dire, un bel formaggio del riuso. Io lo definirei così, sì. E il nostro secondo giudice, che è Federico Mariutti dell'Osteria Torlona, voi utilizzate il Format di Frant generalmente? Assolutamente sì, nella mia cucina non manca mai, ma perché fa parte delle tradizioni del nostro territorio, quindi è uno di quei prodotti nati appunto per recuperare le forme di formaggio difettate e che hanno dato veramente un gran valore a quel che poteva essere uno scarto, quindi perché no utilizzarlo sempre nelle nostre cucine. E invece non lo usa in cucina ma lo mangia il Format di Frant Gabriele Ballani. Assolutamente sì, anzi anche molto volentieri. Pronto per questa puntata? Sì, ho digerito quello della puntata precedente, per cui sono prontissimo. Ottimo, allora vediamo se invece i nostri concorrenti sono pronti. Dopo il coaching li vedremo all'opera qui, vediamo. Buongiorno, benvenuti, bentornati a The Best Sandwich. Siamo arrivati ai quarti di finale. Ingrediente tostissimo, secondo me, oggi. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, per cui ragazzi, ora dovete mettere in tutte le vostre energie per fare la differenza. Siete tutti molto bravi, il livello della competizione si sta alzando decisamente, lo abbiamo visto nei precedenti quarti di finale. Studio di prodotti, elaborazione, gusti hanno avuto una grandissima evoluzione, per cui mi raccomando, concentrate e date il meglio di voi stessi. Quello che vi voglio dire è proprio l'atteggiamento con il quale io gareggerò oggi. È proprio questo, no? Il quanto io ci credo che mi farà ottenere il risultato. Senza se, ma forse però. Per cui ragazzi, un grande in bocca al lupo a tutti e che vincano i migliori. Il primo concorrente è una vecchia conoscenza di The Best Sandwich e arriva da Trieste. Vediamo chi è. Ciao, sono Andrea Natali di Odio al Brodo, Trieste. Seconda puntata, quarti di finale. Panino semplice. Vediamo come va. Ciao. Andrea Natali, vieni, Odio il Brodo, Trieste. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. 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 Scusi. Eccoci qua. Allora, siamo pronti per il tuo panino che si chiama Piacere No, come si chiama? Non è. Com'è? Non gli ho dato il nome. Non c'è il nome, pensa a te, io ce l'ho il nome, invece non c'è il nome. Va Abbiamo bene. tolto. Hai tolto il nome? Abbiamo tolto il nome. Perché non Ho merita comunicato. nome? Sì? Scusa, io non avevo aggiornato la scheda. Ah, mi scusi. Non importa. Perché non ha il nome? Posso chiedertelo? Perché non deve avere il nome. Perché secondo me il panino quando lo mordi ti viene voglia di dargli un nome tu. Hai capito? Anche Così questa vedremo i novità giudici adesso. cosa ne penseranno. Bene. Molto carino. E Ci proviamo. invece, No. sai che tu hai 10 minuti di tempo e non puoi sgarrare, quindi partiamo col tempo perché Vai. qui c'è la penalità oggi se non riesci a realizzarlo in tempo. Ci proveremo. Partiamo dal pane, che è già particolare quello. Allora, il pane ho fatto un bao al vapore, che è un pane orientale, però fatto con un gusto nostro, un gusto bretzel, quindi aromatizzato
ai sapori nostri un po' austriaci, triestini, austro-ungarici. Bello. Lo passeremo al vapore, giusto il tempo che si scaldi. Ho fatto Mortadella con castagne, dico sì, bene? ho fatto una mortadella. Anche quella te l'ha fatto? Sì, ho detto, cosa facciamo qua? A Trieste. Se perderemo mica in un bicchiere d'acqua. Ma pensa un po' questo. Allora ho fatto una mortadella, volevo fare un panino semplice, però farlo. Pane e mortadella. Pane e mortadella, però volevo chiamare il panino mortazza mia, ma non si poteva, secondo me era un po' troppo. Poi c'è naturalmente il format di Frant. Format di Frant che viene sgretolato sulla base del panino. Ho fatto una maionese fatta in casa di castagne lesse, pura di castagne, ho aromatizzata la maionese con delle castagne a pezzettini sopra. Poi i friarielli. Ho fatto i friarielli classici, semplici, cotti 4 minuti, però saltati con un peperoncino, un chili classico, però cotto sotto sale e zucchero. Quindi ho preso sale, un mix di 20% di sale, l'80% di zucchero, l'ho macerato e poi ci ho messo olio di oliva a freddo. Ecco. Per togliere un po' di sapore forte. E niente, andiamo. Poi qui è una fiamma, lanci le fiamme oggi, cosa fai? Oggi messa Sono in piega io? oggi. Sì, ci No, mi serve. oggi il format di Frant lo passiamo alla fiamma per dargli un po' di esaltare ancora di più il sapore, ma per scaldare il formaggio, perché non uso la piastra, uso solo il forno e la padella per i friarielli. Ottimo. Perché la molto mortadella è curiosa. una mortadella di cosciotto di maialino da latte, cotta a bassa temperatura 10 ore a 63 gradi, una macinatura solo di sale e sempre farina di castagne a questo punto usato per raggruppare il composto. I giudici sono tutti sull'attenti, perché sono molto curiosi, molto Beh, sì, partecipi. anche perché obiettivamente Andrea, come sempre, ci Sorprende. stupisce con effetti speciali e in effetti anche questa volta ci sorprende. Ci sorprende, ma poi nel momento in cui andrà ad utilizzarlo vedremo quella sorta di lanciafiamme che si è portato dietro e come verrà utilizzato e l'effetto che darà sul nostro Frant. Sono molto curiosa di assaggiare questo panino perché gli ingredienti io sinceramente non li conosco. Non li conosci? Nel senso che io, non so tu, non so voi, sai, ma la per fortuna maionese che- con le castagne non l'avevo mai Ma mangiata. per fortuna che ha detto che ha fatto un panino semplice quando Sì, è sì, arrivato, sì. perché ci siamo mortadella abbastanza e formaggio, dai. ci siamo rincuorati su questo, Più per sempre cui alla ci fine... fai Così? Sto scaldando il peperoncino in padella con un filo d'olio E cosa metti? per saltare i friarielli. Ok. Nell'olio dei Li friarielli salti lì. ho messo giusto una punta di aglio in polvere per non andare a tirare su troppo il sapore dell'aglio fresco che poteva coprire il format Frant. Quindi lavoriamo su una falsissima riga lassù alle cime di rapa. Questo lo rifacciamo un attimo, variando, eccetera. Guarda che sono 6 minuti Ok. e 25, Andrea, non puoi sbagliare sulle È tempistiche. stato bello Andrea quando hai detto, beh ma dai, ma stiamo facendo un panino con la mortadella alla fine. È bello, come la si prende sportivamente nelle nostre cucine, no? Quindi bella questa idea. Dai, io voglio vivere il momento del lanciafiamme. Occhio però, io fossi in te, sì. sai. No, mi fa rossa, Sarai i capelli cauta, sarai rossi. cauta. Tu hai provato questo panino nei 10 minuti a Ma farlo? figurati se lo prova. No? Ormai è una sfida contro me stesso. Senti, ma Andrea, ma è difficile fare la mortadella? Ma no, non è facilissimo, ma neanche impossibile. Alla fine tiri giù il cosciotto, selezioni le parti più nobili della coscia, togli il muscolo centrale che è il più duro, almeno ho fatto questo. Ho frullato tutto, ho prima macina carne 3 volte, Tutti i poi giorni ne bimbi così? pochi pezzi per farla sempre molto sticky Sticky? e poi ho messo dentro il sottovuoto, chiuso e... Sì, guarda, facilissimo. Che ha fatto, Ma no, io ti veramente, capisco perfettamente Andrea, ci mancherebbe, però ovvio che bellissimo, Cioè, a perché casa per non noi è credo facile, che è il nostro riescano- mestiere. Vero? Questo? Però a casa non credo che riescano a fare la No, mortadella. a casa non lo fai perché comunque ci vuole il sottovuoto, ci vuole il bimbi sì, che non sì. tutti hanno, o un RoboCube. Bene, il pane è scaldato. Voilà, vado io. Grazie. Allora, 4 minuti e 50. Adesso che cosa fai? Vado a mettere
La maionese e le castagne. Vado a mettere la maionese e le castagne sotto per ammorbidire un po' il pane. Che è già abbastanza morbido, no? L'hai fatta tu la maionese, Andrea? Sì. Ho montato un uovo con un pizzico di sale, un po' di pepe, e pochi centilitri di olio di aceto di mele. L'ho montato a filo l'olio di semi, classico come va fatto. E poi Ho fatto il purè di castagne a parte, ho frullato tutto e ho amalgamato tutto piano. Bello. È questa anche una cosa che Ma puoi guarda, fare tu, una ti dirò che ispirazione. ti dirò che uno degli aspetti belli di questa gara è appunto tutti gli spunti che ci danno, no, gli chef su cose che magari noi nemmeno pensiamo di fare, tipo la maionese, mi ricordo la maionese al caffè, ma anche la maionese con le castagne, in effetti Sì. è una bella idea. Ok, quindi già 2 ingredienti li abbiamo posizionati nel panino. Yes. Adesso tu vai di mortadella o No, di... adesso vado di formaggio. Ah, arriva il momento del formaggi. Ah, proprio così, Sì, Ah, di Con la forza- potenza. sì, di sì, sì. potenza. Porca. Quindi fa tipo un hamburger di formaggi Frank e dopo va con la fiamma. Sono proprio curiosa adesso. Vediamo, perché dà l'impressione di essere molto, ma anche in forma di Frank ogni casa fa il suo, quindi potrebbe essere più o meno forte. Dipende quanto è dolce deciso. la mortadella, quanto è forte il friariello. Quindi mai dire mai, infatti. 2 minuti e 58, Andrea? Sì, sì. Sì, sì. Vai, Attenzione. questo è l'effetto scenico. No, più che altro serve proprio a... È come quando metti i bigodini. e stai Uguale. Così. Uguale. Un bigodino di forma di Frank. Beh, insomma, bisogna essere attrezzati. Beh, ma guarda che comunque Lui l'effetto è veramente carinissimo. Tu, Federico, anche ce l'hai una cosa del abbastanza genere? Non così. Un lanciafiamme? Il lanciafiamme come il suo no, però stavo pensando alla salamandra di una volta, vero Andrea? Sì, Se questo è vogliamo dire. portatile. Sì. Senti, adesso ci metti la mortadella. Ah, Adesso ci ecco, è arrivato il mettiamo momento la della mortadella. Certo. Quante fettine? 2, 3? 5 fottine ho messo. Sì, ma è piccolina, Sì, è vero, in effetti. Non è una mortadella da bolognese da 63 kg. Beh, dai, siamo al minuto 51. Immagino che sia quasi terminato il panino, giusto? Sì, è Andrea? finito. Metto ancora una goccia di maionese sul... Un po' di maionese. E la castagnetta la metti fuori poi? Sì, la sul mettiamo piatto? fuori. Perfetto. 1 minuto e 27 mancano, quindi sta nei tempi. Ah no? Ah sì. Briciole di castagne. Ah, c'è già abbastanza castagna dentro. Bello, dai. Bello. Questo per la stampa. Ottimo. Anche proprio carino da vedere. Bravo. 55 secondi in anticipo, basta mettere la penalità e tutti accelerano. Giusto, Andrea? Giusto. Allora accelera, porta ai giudici il panino.
I nostri giudici sono pronti per giudicare il secondo panino, ma prima vediamo chi è il secondo concorrente. Ciao, sono Filippo Priviero e sono la mente e il braccio del Clementino Particolarmente Bar di Jesolo e oggi ce la metterò veramente tutta. Filippo Priviero, vieni Filippo, o Fili o Pippo. Il nome, Buongiorno. ciao, Buongiorno. bentornato. Bentornato. Friulata? Friulata. Friulata. Incontro tra Friuli e Basilicata. Ottimo. Perché abbiamo semplicemente 4 ingredienti, 2 friulani e 2 lucani. Ho scelto questo abbinamento. E semplicemente 10 minuti di tempo per Sì. prepararlo, non di più, sto Allora giro. velocizziamo. Velocizziamo. Allora, panino artigianale all'olio. Sì, Il formaggio di Frant, cotto di Trieste, peperone crusco, cime di rapa, olio, sale, pepe, aglio. In friulano si dice vonde? Basta? basta. Basta. E allora come lo prepari? Allora andiamo a tagliare questo panino che mi fa un panificio della mia zona. È un panino all'olio, è una sorta di bun all'olio, però c'è un alto contenuto di olio, quindi resta bello unto, bello morbido. Andiamo a scaldare il panino, poi lo gireremo e inseriremo subito il formaggio di Frant che ho tagliato già a fettine sottili, in modo che si sciolga un po' col calore del panino. Ah, ok. In seguito andremo ad aggiungere il secondo ingrediente friulano, che è il cotto di Trieste, che è un cotto leggermente affumicato, simile al Praga, diciamo, e di origine austro-ungarica, quindi quando c'era l'impero austro-ungarico il cotto di Praga arrivò fino a Trieste, quindi porta avanti una tradizione pluriennale, insomma. E poi ci aggiungeremo delle cime di rapa e qui andiamo in Basilicata, che ho saltato prima in padella con dell'aglio, olio, sale, pepe e 2 peperoncini ma dolci, non sono piccanti. E poi c'è questo interessantissimo, un ingrediente speciale, perché nelle nostre regioni italiane abbiamo degli ingredienti incredibili, e questo è un peperone crusco, qui lo vedete meglio per intero, che è un peperone crusco dialettalmente in Lucania perché è croccante, Sì. che arriva essiccato, poi viene leggermente fritto nell'olio, ma bastano pochi secondi e diventa croccantissimo, diventa una chips di peperone praticamente. Bello. Sì. Quindi, molto semplice anche la preparazione, direi. Sì, sono solo 4 ingredienti perché ho preferito, diciamo, Esaltare il formaggio di Frant. Sì, esaltare il formaggio, ma anche, secondo me, questi ingredienti si abbinano perfettamente tutti e 4 assieme. Quindi, secondo me, diventerà un panino equilibrato, ecco, a livello di Da gusto. proporre nel tuo locale? Questo sicuramente è da proporre nel mio locale. Sei sicuro? Sì. L'hai già provato? No, nel mio locale no. L'ho Ma provato tu l'hai provato Sì, tu? sì, l'ho provato. E ti è piaciuto? Anzi, col formaggio di Frant ho provato molte ricette perché è stato un ingrediente difficile, diciamo. E poi sono arrivato a questa conclusione, insomma, a questa idea. Molto bene. 7 minuti hai ancora per prepararlo. Che ne pensate di questa scelta di ingredienti, di questo mix tra regioni? Beh, il mix tra regioni io lo trovo sempre una cosa molto molto carina, anche perché ci dà modo di apprezzare i prodotti delle altre regioni e ci dà modo anche di vedere quanto le varie commistioni tra i prodotti italiani riescano bene. A me i peperoni cruschi personalmente piacciono tantissimo, secondo me sono ottimi anche così, no? Da aperitivo, e quindi sono curiosa di assaggiare questo panino con i peperoni cruschi, il cotto che a me piace molto e il Frant, che è indubbiamente un ingrediente abbastanza complesso. Che ne dici, no, Federico? Beh, sì, infatti il formaggio di Frant non è sempre facile da utilizzare, No. seppure è un formaggio molto goloso perché sta su 1000 possibilità in cucina, però è anche molto facile riuscire a rovinare un piatto, una preparazione, ma non rovinarla, ma rischiare che ecceda. È un formaggio prepotente che tende sempre ad esplodere, quindi va utilizzato nei giusti modi e con le giuste quantità. Vedete due a differenza fettine, tua, vedete? Due sì, fettine. vedo infatti 2 fettine, vediamo poi come compenserà.
E comunque, come dicevo prima, ripeto, dipende sempre che formato di Franz stiamo utilizzando, sì. perché ogni casa fa il suo, quindi ce ne sono di più e meno saporiti, più e meno piccanti, e quindi sarà sicuramente un bel lavoro. A differenza tua, Annalisa, il peperone crusco. Sì. Io invece non amo i peperoni, vediamo se è in grado di farmi piacere. Ma è una cosa strana il peperone crusco, perché Ecco. ha questo sapore comunque, È vero, no, peperone. di peperone, ma è talmente croccante che è come mangiare una patatina, Infatti, cioè infatti. ti dà quella sensazione in bocca, Vero. no? È difficile trovare qualcosa che non piace ad Annalisa. Sì, Questo è in il effetti problema. è particolarmente complesso. Allora, tu scaldi un po' le cime di rapa? Sì, Le andiamo scoffi? leggermente a scottare in piastra, perché giusto per dare un po' di... per stemperarle un po', anche perché sono già cotte, non hanno bisogno di ulteriore cottura. Quindi una scottatina, le giri e poi le metti sopra il prosciutto? Esattamente. Giusto per scaldarle, quindi. Sì, E poi ci metterai come ingrediente finale il peperone crusco. Quindi questi sono l'unico ingrediente caldo che vai ad inserire nel panino, giusto? Sì, E il Il formaggio. resto è prende il formaggio temperatura. che si scalda di conseguenza sopra il pane caldo. Ok. Gabriele, a te piace il peperone? Sì, a me piace molto il peperone. Stavo guardando Filippo mentre gli preparava questo panino. Inizialmente quando l'ho letto pensavo fosse un po' troppo semplice. Per la portata di un quarto di finale, dove cerchiamo di spingere un po' più i nostri concorrenti ad emergere. Però adesso che lo sto osservando mentre lavoro, sinceramente potrebbe essere un bel panino, un bel equilibrio, per cui sto cambiando un po' idea. Tante volte strafare non rende. Sì, no, cioè. effettivamente all'inizio l'avevo letto, non mi aveva entusiasmato, Leggendo però la adesso ricetta, insomma, quindi, leggendo la ricetta hai sì, detto, ma... ho detto, ma sì, va bene, aspettavo magari qualcosa di più, vista l'occasione, vista la competizione. Ecco. Vedremo. Però insomma, io penso che possa anche stupirci. Ma talvolta, sai, nella semplicità, no? Nasconde magari delle belle sorprese. No, è può per quello essere- che mi sto cambiando un po' il mio pensiero. Perché Poi te lo dico 19. dopo comunque. Quel che, Aspetti, vediamo com'è dopo prima lo l'assaggio. assaggiamo. quel che si usa dire spesso, no? Che le cose più semplici sono sempre le più difficili, no? Quindi sembra molto facile, ma invece adesso vediamo che si è fatto Come un lo gran lavoro per fare presenti? questo Così o lo panino. tagli? Così? No, lo presentiamo intero e poi se volete assaggiare il peperone crusco a parte da solo, Sì, ve li ho sì. lasciati, ne ho fritti anche Annalisa non dirà di no. 4 interi, così. Ma secondo me lo vorrai assaggiare anche tu. Non so, no, secondo lascia me a te sì. la delega. È molto delicato, molto leggero, Sì, non è non come il è- peperone classico, Però anche la volta scorsa hai una passione per i peperoni. Ma Sì, mi piace allora particolarmente ricordavo come bene, ingrediente. l'aveva presentato anche la volta scorsa. Sì, non il crusco, No. il picchiglio. Picchiglio. Picchiglio, Il pimento di Esattamente, picchiglio, peperone spagnolo, sì. Sì. Ok, hai chiuso 2 minuti e 15 prima. Incredibile, eh? Pronti per conoscere il terzo concorrente? Lo andiamo a vedere nella sua presentazione, poi torniamo qui ai fornelli e lo vediamo all'opera. Ciao, buongiorno a tutti, sono Gianluca Dell'Anno di Taverna Boccale Portogruaro e seconda puntata anche per me, soddisfattissimo del risultato della prima, clienti soddisfatti e noi ancora di più e siamo pronti e carichissimi per questa nuova sfida. Quarti di finale, che vinca il migliore e spero di essere io il migliore. Grazie a tutti. Gianluca Dell'Anno. Vieni Gianluca, bentornato. Signori, buonasera, grazie.
Bentornato con Grazie il tuo mille. Frant 2.0. Assolutamente sì. Bravo. Come nomi noi non siamo molto di grande fantasia, però Intanto abbiamo tu hai portato richiamato comunque l'ingrediente principale. pane al latte che vedo qua integrale. Integrale, sì, con una farina di Manitoba e farro bianco. Sì. Poi hamburger di riso, formaggio Frant, pere, burro, brovada, maionese al Frant, insomma parecchi ingredienti. Abbiamo sempre, i nostri cuochi sono sempre al lavoro. pronti a lavorare, fanno dei piccoli chimici, sembrano a volte. Quindi questi sono gli hamburger Questi sono hamburger di riso di riso che metti al forno. che abbiamo fatto noi facendo un risotto mantecato al Frant e pepe nero. Ah, Poi l'abbiamo fatto raffreddare, l'abbiamo coppato, abbiamo fatto una leggera panatura priva di uovo, dunque solo acqua e farina, e l'abbiamo leggermente fritto. Adesso si deve solamente riscaldare. la pera sta in sempre forno. bene col formaggio, è un ottimo accostamento. Quindi tu adesso tagli Le pere le pere a e fettine, tieni così a fettine poi le fresche. passerò in forno. Ah, passi in forno anche la pera? Assolutamente sì, però prima gli do una leggera insaporita in padella con del burro. Mentre il formaggio di Frant e anche la maionese al Frant, come l'hai fatta? Maionese al Frant, abbiamo fatto una fonduta di Frant aromatizzata con della panna, con dell'aggiunta della panna, poi l'abbiamo fatta raffreddare e poi l'abbiamo montata. Quindi poi il formaggio Frant lo aggiungi a freddo? Lo metto sopra le pere che adesso in questo momento faccio insaporire con un po' di burro. Ah. E quindi si legano le pere, tu dici? Assolutamente, così? beh, diciamo che il formaggio Frant e le pere è uno degli abbinamenti migliori, diciamo. Vabbè, al contadino non far sapere, no? Quanto è buono il formaggio Frant in questo caso con le pere. Non è stato semplice per noi reperirlo, perché per noi in beh. Veneto non è un formaggio reperibile facilmente, però alla fine tramite i nostri fornitori siamo riusciti fortunatamente ad averlo. Mi piace come taglia le pere, questa tecnica io non riuscirei. Bravo, guarda che pazienza. Ti ricordo però che hai 7 minuti e 53 ancora. Certo. Sai che adesso teniamo conto. Beh, ma calcolando che i miei avversari che mi hanno anticipato hanno hanno- avanzato del tempo, lo posso usufruire io, penso. No, non vale. No, non viene rimesso in circolo. Ah no, quindi- allora ho letto quindi male, ti tocca. allora ho letto male le... No, Tocca. devi rimanere sui 10, altrimenti c'è la penalità. Bene, quindi le pere sul Adesso burro. le passo solamente un attimino nel burro, giusto perché si insaporiscano. Dopodiché, Poi le metterò su una placca da forno. ah, c'è anche radicchio però in questo Assolutamente panino. sì, il radicchio lo mettiamo a crudo. Cicoria anche. Mettiamo a crudo. Adesso il formaggio lo metti già in pentola o no? No, Solo assolutamente lo no, tagli? intanto me lo preparo da mettere dopo sopra le pere che adesso si stanno leggermente insaporendo. Però. Cosa hanno i nostri giudici che parlottano? Abbiamo tante cose, no, notavamo questo, a parte la manualità, che hai notato anche tu Sì. nel tagliare le pere, anche adesso lui sta tagliando il Frant al momento, ecco, e questo sicuramente gli farà perdere del tempo, no, nel gioco, laddove i suoi Avrà concorrenti già sono tutto arrivati pronto. con i prodotti già porzionati. E beh, ma sai, è un gioco, quindi insomma è una questione anche di tecnica. Però siamo tranquilli perché siamo ampiamente nei tempi. Sì, al momento Al sì, ma momento. non so quanto deve stare al forno. Giusto La che si pera. sciolga leggermente il formaggio Frant sopra e dia appena un po' di crosta. Ecco, lui è talmente preciso che Sì. perde un po' di tempo anche nel porre le pere e il formaggio Frant. Allora, intanto che lui prepara le pere col Frant, è sicuramente un accostamento ottimo questo, immagino.
la pera con il formaggio è sempre un accostamento ottimo, soprattutto con un formaggio che ha un'intensità aromatica così accentuata come il format di Frant, giusto? Con la pera va comunque a smorzare, ad addolcire. Importante è utilizzare sempre una pera matura. Assolutamente. Perché pere che non sono mature sono aspre, acide, croccanti e non danno. Ma lì vedo che a occhio e sotto il coltello aveva una buona pera. Ce li sta preparando praticamente già porzionate le pere col Frant. C'è già la porzione da panino. Assolutamente. Quindi sì. lo fai fondere in forno poi? Certo, okay. Certo, adesso lo inforno già Quindi subito. una leggera gratinatura. E 5 minuti, 5 minuti, quindi non so, ti conviene già iniziare a pensare ai prossimi passaggi. Tipo adesso cosa stai facendo? Adesso adesso metto delle pere tagliuzzate, faccio una piccola insalatina grossolana con della cicoria o puntarelle, visto che comunque adesso è il suo periodo. La condisco con la rapa di brovada, che noi l'abbiamo fatta macerare con il metodo del kimchi. Dunque è una marinatura che viene fatta almeno un mese prima, condita con un po' di aceto di pere, fatto in casa da noi. E quindi questa poi la tagliuzzi o la lasci? No, la lascio così in freschezza sua. Un po' di pere marinate sempre da noi, in casa, a crudo. E questa è una parte del contenuto del panino? Assolutamente sì. Ok, proprio per dare freschezza anche al panino. E però non hai inserito il radicchio, mi sbaglio? Il radicchio va alla fine del panino, ok, sulla base. 3 minuti e 45, dai che probabilmente siamo nei tempi. Il pane sappiamo che l'hai già riscaldato al forno. Certo, adesso lo passo un attimino solo in padella. In padella? In piastra, chiedo scusa. In piastra. E lì ci hai messo un po' di... Un po' di burro. Burro normalissimo, questa volta abbiamo usato un burro normale bianco. La volta scorsa aveva burro al mandarino. il burro al mandarino. Anche questa è una tecnica molto carina, cioè quella di imburrare il pane e poi dalla parte imburrata metterlo sulla piastra. Cosa che diresti, ma no, invece ottieni un bel effetto. Fa la differenza in certe circostanze. Mancano 2 minuti e 56, il forno qui si è spenta la luce, quindi presumo che il format di Frant con le pere siano pronte. Poi lui ci tiene al riordino del piano di lavoro. Lui è precisissimo ed è anche imperturbabile perché lui va avanti per la sua e questo va bene. Posso dire anche quanto manca che lui comunque va avanti per la sua. Beh, meno male perché se... nel senso che non si agita, di solito gli altri si agitano. Infatti io non sono un cuoco, dunque non mi agito. Adesso metto un po' di maionese al Frant. Maionese al Frant, quindi uno strato. E sarà lo stesso strato dove deporrai le pere. Metto del radicchio per dare anche un po' di colore. Metti il radicchio. Quindi questa è la base delle pere e del formaggi? Assolutamente sì. Ok. 1 minuto e 54. Ce la facciamo. Dai che ce la puoi fare. Non chiamare maionese quello che non è maionese. Vediamo com'è adesso il... Perfetto. Diffonduta. Ah sì, perché è anche quello tu da inserire, oltretutto. No, abbiamo dopo tempo di... Sì. Anche l'hamburger di riso, quindi subito hamburger di riso e poi il formaggi. No, sbaglia pazzo, non è il suo. Lui si chiama Gianluca. Lui è Gianluca. 1 minuto e 17. Lui è Gianluca. Perfetto. Ce la facciamo. Bravo. Ci vuole manualità anche in queste cose. Ci vuole una gran manualità, comunque, adesso indipendentemente dal fatto di essere o meno abituati a cucinare ogni giorno, sì, la manualità qui è fondamentale.
46 secondi. Dai che ce la fai. Dai che ce la fai. Dai che non puoi andare oltre al tempo. Anche considerando che gli altri, no, hanno tutti mantenuto il Lui tempo. però aveva quelle lavorazioni che l'hanno... Lo so. 19 secondi. Oh. Non fammi fare il countdown come Capodanno. Bene, quello è il bello. Ah sì? 13. Vabbè, lo faccio allora. 10, 9, 8, Finito. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno! Buon anno! Dai, terminato in tempo. Dai, Bravo. Bravo, perché comunque ha fatto le manualità. Ok, che adesso davanti a devi noi. portarlo ai giudici però. Assolutamente sì. Siamo arrivati al quarto panino con il formadi Frant, ma andiamo a vedere chi ce lo presenta. Vediamo il quarto concorrente. Buonasera a tutti, sono Pegorer Maurizio, titolare dell'Underground di Gorizia, paninoteca storica nel Goriziano. E la sfida continua e siamo qua per metterci in gioco. Buon divertimento. Maurizio Pegorer. Vieni Maurizio. Buonasera a tutti. Bentornato con il tuo panino DNA friulano. DNA friulano. Useremo cose carine che cose hai portato. tipiche friulane. Chiaramente ne abbiamo talmente tante di specialità che non tutte possiamo usarle in questo contest. Allora, pane, che pane è intanto? È una semplice focaccina morbida, meno pane possibile in modo da esaltare tutti gli ingredienti, che non rimanga pastosa in bocca, e inizierei. Vai, perché 10 minuti. Esattamente. Formaggio Fran, Indivia, crudo di San Daniele, castagne, mela DOP, Friuli Venezia Giulia, maionese, mostarda, mela ovetta, timo alpino. Ma io qua vedo tante lavorazioni, tante... Esattamente, ho cercato stuzzichini, sembrano stuzzichini. Sì, ho cercato di raggruppare tante cose che abbiamo noi, dal formaggio al crudo di San Daniele, alle mele nostre che sono già state usate nell'altro contest, ma si sposano benissimo col Frant, per creare qualcosa di che raggruppasse le cose che io reputo delle specialità proprio nostre. Quindi... Però sono proprio da stuzzicare, guarda come la preparate bene. È bellissima in effetti, la preparazione è molto molto bella. Sì. Quindi tu adesso tosti il pane sulla piastra. Sto tostando il pane, sto scaldando... Poi l'indivia la salti in padella, l'hai già saltata in padella. Farò anche il formaggio sempre alla piastra, perché ho sperimentato che a crudo va bene, ma tostato è meglio. Ah, il formaggi? Il formaggio lo sciogliamo alla piastra. Ok. E quindi adesso dai un'altra scottata all'altra parte del pane, diciamo, sì, e poi andrai di formaggi, Frant. Bella questa proposta, lo chiedo allo chef, perché anche tutti questi piccoli assaggini, queste cose che propone... Sì, infatti sono interessanti, perché ci stanno ad abbinare, ad aiutarti ad andare avanti in un'esperienza mentre stai mangiando il panino. Però sono curioso di capire se mi distoglierà l'attenzione dal panino oppure no. Sorride Maurizio. È una sfida? Lo sfidi? Sono nelle sue mani. Non so se te lo dice con malizia. Con... No. È bello che ci divertiamo. Esattamente. Come si diverte lui, mi diverto anch'io. Prosciutto
quindi tu stai già assemblando il tuo panino. Sì. Sono 7 minuti e 48 che mancano al termine della preparazione. Diciamo che il lavoro più impegnativo è quello del formaggio, che andrai a mettere nella piastra e poi dovrai rimetterlo nel panino. E poi tutto il resto lo lascerai all'esterno o all'interno del panino? Anche la mela, sempre all'interno? Sì, sì, sempre all'interno e verrà posizionata esattamente adesso. E invece questa cosa qui la proporrai fuori? Dopo. Dopo, non vuole anticipare. Quindi uno strato di mele, tanti ingredienti qui, c'è Gabriele concentrato nella preparazione. Sì, lo sto osservando. Non è che tanti ingredienti distolgono un po' Può essere. l'attenzione al formaggio di Frank? Più cose si mettono, sicuramente più bisogna avere la giusta dose, no, per creare il giusto equilibrio. Per cui non è semplice, anzi, vedo che comunque si sta mettendo del grande impegno, per cui speriamo bene. Allora, intanto i nostri giudici Stavamo facendo una valutazione sulle grammature del panino e quindi ci stavamo confrontando su questo aspetto. Grammature e prezzo? Le grammature degli ingredienti utilizzati rispetto ovviamente al costo finale. Allora, ma alla fin fine l'ingrediente più costoso alla fine secondo me è il formaggio Frank, ma... Ascoltate che vi sta dando la risposta. Sì, la stiamo ascoltando. Al formaggio. Il formaggio Frank è sicuramente il costo più esoso in questo panino, ma non serve esagerare, quindi ci stiamo tranquillamente. La mela ha un costo irrisorio. Cos'è questo che stai mettendo? Te lo chiedo perché non... È un fiore di zucca pastellato. Ah, ok. Però scusami, il fiore di zucca, dovresti dirmi anche indicativamente il food cost? Il food cost non ha costo perché io comunque ho l'orticello e lo prenderei da lì. Ok, questo può andarmi bene, però tu comunque lo hai pastellato, quindi ci hai messo la farina, ci hai messo l'acqua e cioè, indicativamente magari un costo di 1 centesimo ma me lo devi dare. Perché magari tu ce l'hai nell'orto, allora diciamo ma 10 non centesimi, tutti ce l'hanno nell'orto. 10 centesimi? Facciamo 10 centesimi e caliamo leggermente con gli altri ingredienti in modo da rimanere comunque sui 3,50 €. Va bene, no, per quello l'ho chiesto perché non l'avevo visto nemmeno io. Infatti. Ok. E intanto lui continua con... Anche perché veramente irrisorio. Sì, ma era per correttezza, per avere tutti gli ingredienti, tutto ciò che viene inserito nel panino. E intanto continua con il formaggio di Frank in piastra. E poi dovresti aver quasi concluso. Sono 3 minuti e 40 ti mancano ancora. Bello pieno questo panino, davvero. Ma poi bisogna vedere l'equilibrio perché comunque ha usato la mela che mi va così a sgrassare, ha usato l'indivia, no? Che mi darà comunque un po' di freschezza. Vedremo poi il risultato. Questa è la mostarda? È la maionese. Ah, la maionese, chiedo scusa. La maionese classica. È una maionese classica, non l'ho fatta in casa ma per questione di sicurezza. Certo. Non per altro. Ok, 2 minuti e 50, quindi potremo farcela. Perché la piastra è sempre un problema, soprattutto quando non è tua. E poi hai quasi terminato? Sì. 2 minuti e 31, ci siamo anche Sì, ci siamo. No, dico con il food cost è inserito. Sì, abbiamo,
ovviamente noi dobbiamo controllare un po' tutto e quindi questa cosa non era stata inserita, io non sapevo. Bene, allora, il DNA friulano è quasi pronto. Direi che è ampiamente nei tempi. Sì, sì. Pur avendo A fatto meno un che panino. no, ma adesso lo impiatta, inserisce tutte le sue cosette carine. Dai, 1 minuto e 29. Oggi con i tempi sono stati Precisi, tutti guarda. precisi. Bravo, anche perché comunque c'erano tanti ingredienti ed è rimasto lo stesso nei tempi. Che carine, quelle cosette lì proprio sono Sono stuzzicanti. castagne, Castagne? ricoperte da frant. Che carino. Ma che bella, che raffinatezza. Bello. Sì. Bello, sì. Bravo. Ok, ci siamo, Bravissimo. 50 secondi in anticipo. Siamo arrivati alla fine della puntata con i nostri 4 concorrenti che hanno proposto i 4 panini al format di Frant e 2 soltanto dei concorrenti passeranno in semifinale. Allora, andiamo a dare un giudizio al panino di Andrea Natali, Annalisa. Allora, Andrea, come sempre, ci ha stupito con effetti speciali, il lanciafiamme che ha utilizzato a mo' di Ghostbusters. Un panino buono, un panino ben equilibrato, ottima la consistenza. Devo dire che ho ritenuto, io personalmente, poco incisiva la maionese alla castagna, forse era talmente delicata che sì, andava nella masticazione, aiutava senz'altro, però da un punto di vista così, che ne so, di profumo, di sapore, l'ho ritenuta poco incisiva. Comunque un panino fantastico che, insomma, Andrea come sempre non si smentisce. Federico invece giudicherà, farà un commento sul panino di Filippo Priviero. Filippo, il tuo panino ha avuto qualcosa di magico nel racconto e nella preparazione. È stata bellissima la tua idea di mescolare la Basilicata con il Friuli Venezia Giulia, ma alla fine il panino è risultato completamente squilibrato. Era prevalente su tutto il format di Frant. Il format di Frant è un formaggio molto particolare, che l'ho già detto varie volte durante la puntata, che sta poco a fregarsi, appunto perché ogni casa fa il suo, quindi bisogna conoscere bene il prodotto che si sta utilizzando e come utilizzarlo, se è cotto, se è crudo, se è caldo, se è freddo e le quantità. E quindi ha prevalso su tutto. Il croccante del peperone crusco, sì, c'era dove il morso mi capitava giusto, del resto che il peperone crusco ci fosse o non ci fosse, era solo una magia sul racconto. Quindi non era un cattivo panino, però era completamente squilibrato. Era difficile arrivare alla fine, probabilmente mi sarebbe servito 1 litro di birra per arrivarci alla fine, nel senso che un panino chiama birra, ecco, diciamo questo, però non era malissimo, ma ovvio che andava, secondo me, calibrato un po' più, un po' nel modo migliore gli ingredienti. Gabriele, tocca a te invece darci un giudizio sul panino di Gianluca Dell'Anno. Gianluca, hai fatto un grandissimo lavoro, ma l'hai fatto anche troppo, perché il panino era sovrabbondante di ingredienti. Tutto questo ha fatto sì che non ne prevalesse uno, ma non ci fosse neanche un equilibrio, perché tante cose si perdevano all'interno. La crocchetta è una bellissima idea, la crocchetta o comunque il tortino di riso era un'ottima idea, aveva un po' di olio all'interno, quindi non risaltava totalmente il prodotto. È un panino impegnativo nel senso che sostanzioso. Secondo me, togliendo qualcosina riusciamo a trovare il giusto equilibrio.
Ecco, ciò nonostante apprezzo molto il lavoro fatto, perché lì abbiamo delle lavorazioni molto importanti e faccio i complimenti a te e al tuo staff per la ricerca che fate, assolutamente. Naturalmente magari a volte un po' meno, quello sì. Annalisa, il panino di Maurizio Pegorer com'era? Allora, il panino di Maurizio era un buon panino, ben equilibrato, la mela era perfetta nell'equilibrio con il Frant e il crudo, gli ingredienti uscivano tutti bene, si sentiva il sapore e il profumo del Frant. Faccio un appunto a Maurizio per quanto riguarda il food cost, dove ti chiedo di essere, quando farai insomma, i tuoi panini, le tue cose, maggiormente preciso, perché il food cost è diciamo il costo in genere, no? In qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale ha una fortissima rilevanza, quindi cercare di essere precisi e di inserire i costi in maniera precisa. Ciò detto, abbiamo il risultato. Qua abbiamo la busta, passano in due. Sono nervosi, sono nervosi. Allora, noi diremo i 2 panini che andranno in semifinale. E sono i panini di Andrea Natali di Odio il Brodo con No Name, questo è il nome del panino. Fate pure l'applauso così si sente. E l'altro panino che va in semifinale si chiama DNA Friulano di Maurizio Pegorer. Sono loro i vincitori, allora sentiamo un commento a caldo anche sulla base di ciò che avete sentito. Tu Andrea, scusa, andavo subito da lui, non so perché. Funziona, vai. Grazie a tutti, grazie, mi fa piacere sempre i commenti di Annalisa che mi trova sempre le cose per cui migliorare. E complimenti Maurizio, ci vediamo un po' più in là, spero. E bravi voi che comunque avete partecipato e grazie della compagnia. Sul tema food cost volevo chiedere a Maurizio magari un commento, visto che è stato toccato questo tema. Sì. Allora, diciamo c'è stato il problema del fiore di zucca non segnalato e comunque eravamo nella norma. Se dobbiamo stare nei 350 posso cambiare il tipo di pane, farlo realizzare leggermente più piccolo in modo da mettere un po' meno crudo. In effetti era una bella zavata, sì, come si dice in francese. Quindi diciamo il panino rientrerebbe comunque tranquillamente alla vendita a un prezzo triplo di quello di realizzazione. E io ringrazio la nostra giuria, capitanata come sempre dalla nostra donna in rosso Annalisa, grazie anche a Federico Mariutti per essere ritornato. Grazie a voi, grazie a tutti. E grazie al nostro Gabriele che ritornerà prossimamente su questi schermi. Spero di sì. Giusto, assolutamente. Grazie infinite. Grazie a Gian Domenico Ricci e Francesco Snisero qui con me a Pordenone. Noi ci vediamo il prossimo sabato con la Brovada. Qui del resto è la semifinale, Only the Brave, e io voglio vedervi a fare un panino che sia buono, equilibrato, eccetera, con la Brovada. Sono qua. Quindi rimanete sintonizzati su Telefriuli il prossimo sabato. Ciao!